L'immagine della vendemmia conclusa per questo 2020. Benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Siamo nella zona Veneto orientale, a Annone Veneto per la precisione, e siamo venuti qui perché ci chiediamo come siamo messi con il vino di quest'anno. Tra problemi di Covid, tra mercati che non ci sono o che comunque sono molto limitati, ma una produzione molto buona, si parla di appena un 1% in meno di produzione in tutta Italia, 1% in più invece per la produzione in Veneto, siamo venuti a vedere insomma com'è la situazione di questo comparto, il più importante, lo voglio ricordare, ad esempio per il Prosecco, che è il vino italiano più venduto al mondo. Allora cominciamo con il presidente di CEA Venezia, Paolo Quaggio. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Come siamo messi col vino quest'anno? Direi tutto sommato abbastanza bene, quindi la qualità sicuramente è una qualità ottima visto l'andamento stagionale di fine anno, quindi nella raccolta, e per quello che riguarda invece la produzione, alcuni vitigni sono sicuramente un po' scarsi nella produzione, ma altri sicuramente sono validi, per cui tutto sommato è una buona annata. Se i ristoranti sono vuoti, a casa si beve e si beve anche bene. Insomma, da qualche parte dobbiamo più recuperare, insomma, quindi se la gente è rimasta a casa è abbastanza ovvio, insomma, che qualcosa in più ha consumato, e questo sicuramente ha aiutato le nostre aziende, ha aiutato la vitivinicoltura. Bene, grazie al Presidente, lo troveremo al termine di questo viaggio. Dicevamo, ci siamo spostati in questo territorio che è Annone Veneto, siamo all'interno della tenuta delle Lanterne e siamo con Giorgio Pupin. Buongiorno. Quest'anno com'è andata la vendemmia? Siamo molto contenti soprattutto degli aspetti qualitativi del prodotto. Devo dire che sia i bianchi che i rossi hanno avuto un'ottima resa dal punto di vista qualitativo, forse un po' meno dal punto di vista quantitativo, ma per quello che interessa a noi, per esempio per le nostre bottiglie, meglio così. Magari avere tutti gli anni questo genere di prodotti. È stato un anno fondamentalmente gestibile dal punto di vista delle malattie in campo, per cui abbiamo raccolto dell'uva estremamente sana, con gradazioni anche superiori alla media degli altri anni, per cui devo dire che siamo molto contenti. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per i titoli, dopodiché continueremo questo viaggio all'interno di questa tenuta alle Lanterne. Alti e bassi dell'annata 2020 per il vino veneto, produzione complessiva in crescita dell'1%, ma in forte calo per alcune varietà, a compensazione di qualità e soprattutto valore sul mercato. In questa puntata 2 esempi dal Veneto orientale. Ecco il Big Bang del Prosecco Rosé, sono arrivate le certificazioni per 6 grandi marchi della DOC e di OCG, 12 milioni di bottiglie pronte alla distribuzione in un momento di mercato difficile per il Prosecco. Oltre 400 piante di noci pecan sono state messe a dimora in un noceto di Eraclea, un albero da frutto e da legno coltivato principalmente in America per la bontà dei suoi frutti. La sperimentazione fornirà dati utili per valutare l'adattabilità della pianta nella pianura veneta. Aglio, cavolfiore, barbabietole rosse e soprattutto radicchio, dal mercato di riferimento dell'ortofrutticolo veneto di Lusia, le valutazioni minime, massime e prevalenti negli scambi commerciali di questa settimana. Bambini e bambine di oggi con giochi e attrezzi agricoli di ieri. Rivisitazione dei babysitter in chiave contadina con i nipoti di Aldo Cescon, un modo per riflettere sulle nuove generazioni e soprattutto la loro educazione. Raccolgo questa pietra e a Giorgio Pupin chiedo, è stato più brutto il 2018 con Vaia oppure questo 2020 col Covid? 2 anni entrambi difficoltosi, anche se per motivi diversi. Il 2018 è stato devastante appunto per le strutture qua. Vediamo dietro e vediamo questo cantiere aperto dove una volta c'era un bellissimo barco che adesso stiamo ricostruendo, stiamo recuperando anche tutte le pietre originali per rivestirlo esattamente e rifarlo esattamente come appariva 2 anni e mezzo fa. 2020 è un anno difficile per altri versi. Alcuni mercati persi non tornano più. No, non credo che noi obiettivamente mercati del tutto persi non ne abbiamo neppure sperimentati ancora. Qual è il vostro mercato di punta? L'Italia rimane un po' a livello percentuale il nostro punto di riferimento. Noi lavoriamo molto bene a livello europeo, su Belgio per esempio,
sui paesi del nord, adesso stiamo cercando di spingere un po' di più sul Regno Unito, che è un mercato un po' decisamente interessante, si sta rivelando un po' più difficoltoso del previsto. Fuori Europa il nostro mercato di punta in questo momento è il Canada, dove lavoriamo molto bene. Il turismo è importante per aziende come le vostre? Assolutamente sì, noi anzi cerchiamo di valorizzare il più possibile anche appunto l'aspetto turistico, invitando e accogliendo turisti o comunque visitatori appassionati di vino all'interno della cantina, delle strutture, facendogli vivere un po' per qualche ora, per una mezza giornata, il piacere di stare in mezzo alla natura, ad un'area produttiva, ad una realtà produttiva che è sempre in fermento, per cui assolutamente sì. Bene, io adesso le restituisco la sua pietra, lancio le notizie e poi noi andremo in cantina. Sono 12 milioni di bottiglie di Prosecco Rosé che stanno arrivando sugli scaffali di ristoranti, enoteche, ma anche supermercati e grande distribuzione. In questa settimana, infatti, è suonato il Big Bang del Prosecco Rosé. Sono finiti i 60 giorni di fermentazione nelle autoclavi e sono arrivate le certificazioni per Astoria, Villa Sandi, Valdo, Masottina, Maschio, Vivo Cantine. Il rosé è composto per l'85% di glera e il 15% di pinot nero. Arriva in un momento di mercato che torna difficile per il Prosecco, con i prezzi della bottiglia che stanno scendendo a 2 euro franco cantina, se il volume è destinato alla grande distribuzione, mentre il costo dovrebbe essere di 2,80 euro. Veneto capofila del progetto Italia-Slovenia, che attraverso un'app e dei protocolli ben definiti punta a migliorare la gestione sostenibile e integrata degli ecosistemi naturali in cui vivono le api. Veneto Agricoltura, con la Facoltà di Agraria di Udine e l'Università di Lubiana, con il supporto delle aziende di Crani, stanno perfezionando un sistema di comunicazione digitale transfrontaliero per migliorare la gestione sostenibile e soprattutto integrata degli ecosistemi naturali in cui vivono gli insetti impollinatori. In pratica, grazie al progetto Bee Diversity, sono in corso di realizzazione 10 casi di studio che interesseranno complessivamente ben 8.000 ettari di territorio in Italia e Slovenia, con azioni di monitoraggio dello stato di salute delle aree coinvolte e delle api attraverso un'app per la raccolta, la gestione e l'aggregazione dei dati, con un processo di raccolta, semina e diffusione di piante erbacee autoctone. Il Messico ha messo radici a Eraclea, dove sono state messe a dimora oltre 400 piante di pecan, un albero da frutto e da legno coltivato principalmente in America per la bontà dei suoi frutti, le noci pecan, e per la produzione di prezioso legname. Il pecan è una pianta molto longeva e il suo frutto è ricco di vitamine, sali minerali e acidi oleici, importanti per la salute del cuore e utili per abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi. La sperimentazione, avviata ad Eraclea, fornirà ai tecnici di Veneto Agricoltura i dati utili per valutare proprio l'adattabilità della pianta nella pianura veneta. Il bollettino di Lusia. Terminiamo con alcuni valori del bollettino di informazione del mercato ortofrutticolo di Lusia. Aglio in grappolo, valutazione minima euro 3,90, massima 3,90, prevalente 3,90. Barbabietole rosse, valutazione minima euro 0,90, massima 1 euro, prevalente 1 euro. Cavolfiore rosso, valutazione minima euro 2,20, massima 2,20, prevalente 2,20. Radicchio rosso lungo, valutazione minima euro 0,80, massima 1 euro, prevalente 0,80. Radicchio rosso tondo, valutazione minima euro 0,80, massima 1,80, prevalente 0,95. Radicchio variegato di Lusia, valutazione minima euro 1,20, massima 1,60, prevalente 1,50. E come vedete ci siamo spostati all'interno della cantina della tenuta a Lanterne qui ad Annone Veneto, abbiamo lasciato Joseph Pupin, uno dei titolari, e siamo invece col fratello Marco. Buongiorno, lei è il cantiniere. Io sono il cantiniere, di formazione geologo, reinventato cantiniere negli ultimi anni. Perché questo passaggio? Perché abbiamo avuto la possibilità di inserirci in questo mondo grazie all'eredità di nostro padre. Tra l'altro voi siete anche giovani imprenditori, giusto? Sì, abbiamo effettuato il corso IAP, supportati dalla CIA di San Donà di Piave, che ci ha dato molte nuove opportunità. Parliamo della produzione, voi fate bianchi e rossi. Per i rossi abbiamo 2 varietà,
principalmente il Merlot e il Cabernet Franc, più 200 piante di Marzemino. Raccontiamo un po', perché qui siamo nel cuore dell'Ison classico, ovvero Il Tokai. Noi abbiamo la fortuna di poter contare su delle vigne molto vecchie, impianti dei primi anni del 1950, 1952, 1954. Sono delle piante che ancora riescono a dare una grande uva. le vigne sono antiche, perché questa è un'azienda agricola antica. Molto antica, le strutture risalgono ai primi anni del 1900, la Rinelda. Questa azienda qua intorno agli anni 60 era un'azienda all'avanguardia per quanto riguarda le macchine enologiche. Nel nostro piccolo stiamo cercando di mantenere questa realtà. Non è che un pensiero al turismo ci sia da parte vostra? Assolutamente, noi qui siamo sempre aperti, organizziamo degli eventi, vogliamo migliorare quella che è la nostra capacità di accoglienza dei visitatori e cercare di richiamare un turismo anche dall'estero, essendo anche una zona molto vicina al mare. Dovendo offrire un bicchiere di vino, cosa offrirebbe? Il rosso o il Lison? Io offrirei l'Ison classico, anche perché è un bel vino da aperitivo. Adesso noi ci beviamo proprio un bicchiere di Lison classico, diamo la pubblicità e poi ripartiremo da un'altra azienda del territorio. Sbuco dai vitigni di Carmenere per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Ci siamo spostati a Pramaggiore, all'interno dell'azienda di Ornella Bellia, per continuare a parlare della situazione delle vendemmie di questo 2020. Siamo con Andrea Bellia. Allora, come sta andando questa vendemmia e soprattutto come sta andando in questo Covid? Per quanto riguarda la vendemmia possiamo essere più che soddisfatti, c'è stato un leggero calo, ma il ciclo della vite un anno dona, un anno chiaramente ha bisogno di respirare di più. Essendo una zona comunque dedicata principalmente ai vini fermi, pensiamo al Carmenere, all'incrocio Manzoni, ecco, sono vini che hanno un concetto di qualità e non di quantità. La qualità comunque sta pagando sui mercati oppure soffriamo anche lì? I clienti continuano ad esserci e ci continuano ad accompagnare. Chiaro è che i 3 mesi di lockdown hanno creato una perdita che è incolmabile, in quanto noi lavoriamo strettamente connessi con la ristorazione e quindi se la ristorazione viene chiusa anche il nostro commercio ne va a risentire. Quindi più gente che è venuta da voi a prendere il vino direttamente? C'è stato qualche incremento da quel punto di vista lì, nel complesso chiaramente è ancora un mercato stazionario. Parliamo un po' della qualità di questo vino di quest'anno. Abbiamo iniziato in anticipo rispetto allo scorso anno perché abbiamo avuto appunto più sole, però non abbiamo iniziato in anticipo per le bacche rosse. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i rossi hanno avuto modo di maturare 1-2 settimane in più, quindi se devo dare un giudizio finale dico evviva i Rossi 2020, un'annata da ricordare, forse la migliore delle ultime 10 annate. Ci siamo ritrovati addirittura con picchi zuccherini che hanno portato a una gradazione alcolica addirittura di 14 gradi. Parlando di bacca rossa, è vero che è piena di antiossidanti? Sì, l'antiossidante più conosciuto, come ben tutti sanno ormai, è il resveratrolo. E proprio per questo sentiamo il nostro agrifarmacista Renzo Gatto. Dato che in questa puntata si parla di uva rossa, parliamo del resveratrolo, che è una sostanza presente in quantità modesta, ma comunque già significativa per la nostra salute, nella buccia dell'uva. Qual è la funzione del resveratrolo nella buccia dell'uva? Beh, diciamo che l'uva lo sintetizza per proteggersi da attacchi dei funghi. Qual è la funzione del resveratrolo nel corpo umano? Per esempio quello dell'effetto antiproliferativo, cioè nel contenimento di alcuni tumori. Quello che sembra importante ed è ormai documentato è che protegge dagli eventi cardiovascolari ed è un ottimo agente anti-età. Ebbene, ha la funzione di proteggere dall'ossidazione e questo è estremamente importante e il tradotto come significato nella quotidianità vuol dire che protegge dall'arteriosclerosi. Un paio di bicchieri di vino rosso al giorno, cioè uno a pasto, apporta già un quantitativo di resveratrolo utile per la nostra salute. Il resveratrolo in compresse, che
tanti di noi assumono, può anche andare bene, basta però non esagerare, perché altrimenti ci potrebbero essere dei disturbi gastrointestinali anche di una certa entità, diarrea ed altro. Tutte quelle persone che sono affette da tumori cosiddetti ormonosensibili, tipo la mammella o all'utero, ecco, dovrebbero astenersi dal prendere compresse a base di resveratrolo, perché è comunque un estrogeno naturale e quindi il resveratrolo potrebbe, come dire, potenziare il tumore piuttosto che sopprimerlo. E ci siamo spostati nella zona dell'imbottigliamento qui in azienda. Andrea Bellia, perché è tanto importante l'imbottigliamento quasi quanto la vinificazione? È importante perché è la fase conclusiva del processo produttivo e di conseguenza una corretta emissione del nostro prodotto all'interno della bottiglia è fondamentale per la sua conservazione e la sua maturazione. Ecco, parliamo ad esempio della linea che abbiamo alle spalle. In questo momento cosa state imbottigliando? Stiamo andando a imbottigliare, quindi a immettere il vino, in questo caso Prosecco DOC millesimato 2019 Extra Dry in bottiglia. Tutte le bottiglie vengono saturate con azoto e questo ci ha permesso anche la riduzione di 1/3 della solforosa aggiunta. Questa macchina quanta produzione fa all'ora? Questa è una macchina che produce dalle 1200 circa alle 2000 bottiglie l'ora, 1200 in caso di vini con le bollicine, quindi i nostri amati spumanti, e 2000 in caso di vini fermi, vini tranquilli. Ecco, parliamo anche proprio della bottiglia. Che differenza c'è ad esempio tra una bottiglia per lo spumante e una bottiglia per il vino fermo? Io vado al supermercato e mi sembrano tutte uguali. Assolutamente la bottiglia, la forma del vetro è fondamentale. Il mercato apprezza di più una bottiglia che pesa poco perché è meno impattante per l'ambiente. Ecco, per quanto riguarda invece il colore? Se pensiamo al mercato dovremmo optare per il vetro bianco, perché il vetro bianco per quel che riguardano i mercati internazionali è quello più attraente, quello più richiesto. Però se pensiamo da italiani dobbiamo per forza utilizzare il vetro scuro. Perché? Perché il vetro scuro è come fosse un conservante per il nostro vino e quindi un mantenitore della qualità. Tappo di sughero oppure tappo di plastica? Al sughero sono nate tantissime alternative, come ad esempio i famosi sugheri microgranulari che garantiscono l'esenzione da TCA, quella molecola responsabile del sentore di tappo, ma sono nati anche, e noi li stiamo utilizzando, dei tappi prodotti con la canna da zucchero, sono dei tappi innovativi che qualitativamente possiamo paragonarli assolutamente al sughero. Bene, adesso noi ci fermiamo e parliamo invece di melograni con Adriano Favaretto. L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, dal verde melograno, dai vermigli fior, la pianta di cui vorrei parlarvi oggi viene citata anche nella poesia Mondo Antico da Giosuè Carducci e si tratta del melograno. Il suo nome botanico è Punica granatum. Come vedete in questa stagione già matura bei frutti di colori rossi, vermigli, ecco la poesia torna in campo di nuovo, e ottimi in cucina. La pianta è un arbusto a foglia caduca, fiorisce a maggio-giugno, poi porta i frutti, i quali in questa stagione si raccolgono, anzi è meglio raccoglierli adesso perché con le piogge tendono a crepare e a rovinarsi. In autunno poi diventa di un giallo intenso, si può piantare in piccoli spazi in giardino, ma è molto decorativa, si può mettere anche in vaso, c'è una varietà anche punica, pumila, Punica granatum, pumila, cioè un alberello piccolo che sta bene in vaso, fa dei melograni piccoli che per Natale potrebbero essere degli addobbi già con le palline appese, molto, molto simpatico. In giardino occupa poco spazio, le potature vanno fatte sempre sui rami che hanno fruttificato l'anno prima, non ne richiede tantissime, però va lasciata anche libera, spuntando se ci sono dei problemi di confinati o che vi danno fastidio, ma comunque è bella anche così. Piantatela, potrebbe essere una soluzione, ora come ora la troverete nei vivai, la potete vedere bella manifestata con i suoi frutti in vaso, la portate a casa, la piantate primavera, però mi raccomando, imparate anche la poesia. Andrea, perché questa bottiglia vuota?
Questa è la bottiglia con cui produceremo il nostro novello, andremo a imbottigliarlo proprio qui dentro. Quindi è il vostro primo vino per questo 2020? Assolutamente sì, noi il novello lo produciamo ogni anno, è un prodotto della nostra tradizione, fatto con la tecnica della macerazione carbonica, è derivato da 2 uve, le nostre preferite, che sono Carmenere e Refosco. Grazie ad Andrea, andiamo invece a conoscere la titolare di questa azienda, Ornella Bellia, buongiorno, intanto le do la bottiglia che userà per il novello. Il vostro primo vino e gli altri vostri vini quali sono? Sono vini IGT, DOC e DOCG. Da dove nasce la vostra storia? Nasce nel lontano 1951 da mio nonno Aurelio, passata poi a mio padre Giovanni e infine a me con 35 ettari vitati e altri tanti ettari conferiti da nostri fidelizzati. Qual è il vino che le piace di più? Devo dire, come vino che mi piace di più, tanto anche i frizzanti, essendo donna, gli amabili. Senta, in tutti questi anni aveva mai affrontato una difficoltà come questa legata al Covid? Neanche mai la pensavo. Comunque ce la facciamo, dai. Ho anche un bel dei giovani che ci danno forza e quindi speriamo di saltarne fuori. Il fatto di avere questa dimensione, ma anche la qualità di un certo tipo di prodotto che viene apprezzato proprio per la qualità, fa la differenza? Sì, noi cerchiamo proprio di fare qualità, poca quantità e lavoriamo in questo. I vostri mercati, soprattutto esteri oppure italiani? Sono un 80% italiani e un resto estero. Ci ha aiutato molto il privato, molta gente di privato, abbiamo consegnato sia a domicilio in questo periodo e sia sono arrivati qua dopo l'apertura del lockdown. In ultima battuta, secondo lei quanto possiamo resistere andando avanti così? Ma noi pensiamo di resistere, dobbiamo resistere, siamo italiani quindi forza e veneti. Grazie ad Ornella Bellia, adesso le previsioni del tempo con il generale Giancarlo Iannicelli e poi le conclusioni con il presidente Paolo Quaggio. In questi ultimi giorni abbiamo visto il passaggio di un sistema perturbato abbastanza organizzato che ha portato piogge abbondanti, consistenti, diffuse e che hanno provocato anche qualche allagamento, qualche problema. Ora è tutto passato, il sistema perturbato si è spinto verso sud e si affaccia sulle nostre zone un cenno di alta pressione. Non è intenso, ma quel poco che basta a proteggerci e a garantire qualche giorno di tempo stabile. Infatti prevediamo, intanto abbiamo visto sabato una nuvolosità stratificata nelle primissime ore dovuta al terreno molto umido che dà un contributo alla formazione di qualche banco di nebbia, questo naturalmente in pianura e nelle pianure interne, e poi dei rasserenamenti. E così domenica avremo un cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno. Ma il tempo rimarrà stabile, in sostanza secco, senza precipitazioni, almeno su tutta la pianura, fino a intorno a giovedì, ecco, per gran parte della settimana. Poi si affaccerà un altro sistema perturbato, per ora non intenso, molto debole, che però apporterà un aumento graduale della nuvolosità, quindi della copertura del cielo, e poi un paio di giorni forse avremo a fine settimana delle precipitazioni ma a carattere intermittenti e non certamente abbondanti. Ma queste poi naturalmente le confermeremo. Intanto nei prossimi giorni i venti sono deboli, moderati inizialmente dai quadranti occidentali, poi diventano di direzione variabile. Le temperature, ecco, in pianura almeno si rasserenano, il cielo si rasserena la notte, quindi il terreno perde molto del calore accumulato e quindi le minime toccheranno anche i 6 gradi. Poi si posizioneranno sui 7-8 gradi per tutta la settimana, le massime tra i 16 e i 18 gradi. Per finire l'Alto Adriatico un po' per tutta la settimana sarà poco mosso, localmente mosso. È tutto. Dei vetri di Damigiana vuoti, Presidente, dei vetri da riempire forse di vino ma soprattutto di ottimismo. Io direi di tutte e due le cose, nel senso che il vino ormai, non dico che è pronto, ma ormai la parte più grossa della vinificazione, della produzione è fatta. E poi l'ottimismo agli agricoltori in generale non manca, perché altrimenti se non fosse così l'agricoltura molto probabilmente avrebbe già chiuso da un pezzo. Da cosa chiedere alle istituzioni proprio in questo momento di difficoltà ma comunque invece di qualità? Ma diciamo che le istituzioni secondo me dovrebbero prendere proprio in considerazione il fatto che l'agricoltura è un fattore primario della nostra economia. Direi
meno chiacchiere e più fatti. Arriva il nuovo governo della Regione del Veneto. Qual è che è il settore, secondo lei, in cui deve intervenire in maniera immediata? Ma direi tutti i settori agricoli che sono vicini o che sono legati, diciamo, al turismo, soprattutto, che è stato probabilmente quello che in questo periodo ha risentito di più. Dare una mano, facilitare anche alcune cose, direi per certi versi anche per il resto delle aziende sburocratizzare, perché nonostante tutto alcune cose rendono difficili la vita degli agricoltori proprio perché c'è una burocrazia dietro che è spaventosa. E per ultimo, Presidente Zaia, cosa chiediamo come mondo agricolo? Sicuramente io chiederei che, visto che l'Europa comunque è una colonna portante della nostra agricoltura e non possiamo fare i conti in agricoltura senza fare i conti con l'Europa, chiediamo una maggiore adesione a quelle che sono le idee europee, trasportate poi in quelle che sono le esigenze venete. Grazie al Presidente Quaggio, si conclude così questa puntata di Agricoltura Veneta dedicata alle vendemmie, diciamo così, il giorno dopo. Avete visto, avete sentito la qualità, il prodotto, ma anche i grandi timori per questo Covid. L'ultima parola, come sempre, la lasciamo ai nostri proverbi e ai nostri attrezzi storici con Aldo Cescon e i suoi nipoti, e noi ci vediamo la prossima settimana. Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica, ormai che mangiare il mese di ottobre, sta buona, ciao qua. Che mangiare, guarda questa qua mega pista addosso, base come a scarico diretto, comunque pazienza, dai, si asciugherà. Me fiole, me gnole, già nei per i campi, a scappare per noce perché siamo senza farina e senza gran per le bestie. E ora mi sono qua che poi il nonno con tutti i menevodi, questi qua, tutti i toratei che non mangia fugassette, che non mangia potacci, questi qua mangia pointa e tocio, qualche fetta di salado e a domenica un tocchetto di gallina. Adesso vi presento alla quello più grande in fondo al nome Franco, dopo che sei io, dopo che sei Checo, dopo che sei Nicola, a Anna, a Maddalena, a Rosa, a Amelia e a Emma. 26 menevodi che ho. Questa è una piccola scuola di vita che era una volta. Adesso a scuola di vita tutti quanti caricano anche il busso auto nero che si vede in tocchi, che è il filo che si tacca. Ma dentro so che il busso auto è sì che c'è delle robe che contano, ma che c'è tanta sorghetta. Per chi che non sa cosa che sia sorghetta, è una erba infestante dove che ti appianti si è perso raccolto per sempre. E perciò noi altri qua se passiamo qui i più grandi che aiutano qui i piccei, il qua sta attorno intanto vede e impara. E con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, mi raccomando però, per via del coronavirus stai attenti perché è come Alandini in testa calda, per sempre che amore, ma quando che riprende, fa ta-ta-ta-tan, riprende subito. E con questo vi saluto tutti! Grazie, buona giornata!